La devi piantare. Basta! Con tutto, brucio tutto! Adesso cantami il jingle della pubblicità di Amazon. Che ce la faccio, Dani, non ridere quando monti questa. Però devo stare stretto con le braccia, mi sta sul cazzo che già così sono fuori. Dani, spero che ti vada bene, se non ti va bene ti andrà bene lo stesso. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Ciurma, buongiorno, mancano 31 giorni, 19 ore, 3 minuti e 22 secondi alla fiera e questo è il punto in cui siamo arrivati. L'obiettivo della giornata di oggi è quello di finire di fresare l'ultimo pannello dell'insegna, ok, che è stato fatto. Questi qua sono gli altri pannelli tagliati, mi manca solo l'ultimo. Oggi devo assolutamente incollare le tavole di rovere e in più andremo avanti insieme a Gabri con la lattina LED wall, ok, facendo varie prove di installazione per quanto riguarda il coperchio sopra e il coperchio sotto. Come vi ho detto, questo lavoro qua del coperchio sopra e il coperchio sotto, per creare la silhouette della lattina andremo a farla stampata in 3D. Ovvero, questa qua è la replica delle lattine che dobbiamo fare, ok? Quindi per quanto riguarda la spillatrice dobbiamo trovare una lamiera che si avvicini il più possibile a questo. Per quanto riguarda invece questa silhouette che vedete qui, ok? Andremo a replicarla con la stampa 3D, per poi l'idea quantomeno è o stamparlo già di un colore che si avvicini tanto, ma la vedo difficile. L'altra alternativa è quella di stampare in più parti, in più sezioni, andarle poi a stuccare per renderla liscia e andarla poi a wrappare con una pellicola idonea. Ma questo è un problema per dopo. Intanto togliamo la prima spunta e andiamo a tagliare questo pannello. Ho riarrangiato tutto il nesting dei pezzi in questa maniera per sprecare meno pannello possibile, anche perché non è stato così semplice andarlo a posizionare cercando di metterlo perfettamente in centro. Interrompiamo la programmazione per un'edizione straordinaria del Rocket News. In occasione del Beer Food Attraction, fiera che sarà a Rimini dal 18 al 20 febbraio, siamo riusciti ad avere 10 biglietti del valore di 400 euro da regalare a voi della community. Ti starei chiedendo quali sono le imprese incredibili che dovrò realizzare per poter vincere uno di questi biglietti. Beh, caro mio, niente di più semplice, ti basterà commentare qua sotto dicendo qual è la birra impavida che preferisci. Però io non ho mai avuto la fortuna di bere una birra impavida. Amico mio, questo è un altro motivo in più per partecipare e poter venire con noi in fiera. In questo caso il tuo commento dovrà semplicemente farmi molto ridere. Mi raccomando raga, fatemi piegare dalle risate. Attenzione, mi piacciono le cose molto stupide, ma occhio a non entrare nel cringe. Bene, per questa edizione del Rocket News è tutto, torniamo al video. Facciamo partire la lavorazione e speriamo che vada tutto bene. Ok, partiamo. Perfetto, tutte le parti dell'insegna sono riuscite alla perfezione, sono riuscito a incastrare qua dentro anche l'ultima parte. È venuta veramente una cosa spettacolare. Le lascio qui, ci pensiamo nei prossimi giorni. Adesso andiamo a tuono sul rovere e vediamo di preparare le parti per incollarle. Cosa ho detto qua? Allora, le tavole sono pronte, questa qui è la Gamba del tavolo. che si può dire anche in finlandese. Le. Esatto, non so, ma sei stato in Finlandia? Assolutamente sì. Quante volte? 2. E sei stato a? Le. E? La. Perfetto, io sono stato invece da un'altra parte. Allora, le parti sono perfettamente posizionate. Mi sono segnato qua la venatura ovviamente per andare a pettare sopra sotto, sapete già. Ora, mi piacerebbe molto andare a fare un'unione con il domino, ma non ce l'ho. Quindi, torniamo alla vecchia gloria, quindi fresatrice lamellare. Che gioia!
Ok, finché Gabri fa le sue cazzate totali che non servono a niente e mi fanno solo incazzare, perché sono le 9 passate, voglio incollare questa cosa per chiudere la giornata, perché ho detto dobbiamo incollare oggi e Ce tu... la faremo! Proprio. Ce la faremo! Ah, il cancello per Leo, cavoli. L'ho anche detto, mi sono dimenticato all'istante. Sorry, sono dimenticato. Sicuramente, come avete visto, una di quelle robe che devo cambiare è la lama di questa fresatrice a lamelle, perché c'è ancora fumo in giro. Quindi l'obiettivo adesso è molto semplice: incolliamo, mettiamo le lamelle, tiriamo tutto, stringiamo, gli spiego a lui come si fanno i lavori fatti bene e speriamo che ci vada tutto dritto. Sicuro? Tutto alto. Sono incollato la giacca? Mi dai un po' di colla qua? Un po' di colla, ti ho detto. Un po'. Basta, Dani, ascolta ste cazzate, dai. Oh, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Sempre 9:30 di sera, incredibilmente non riusciamo a finire prima. L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente perché non abbiamo incollato la seconda tavola là, ma a questo punto mi munisco prima di una lama nuova per la fresatrice a lamelli. Direi di ritenermi soddisfatto perché tra l'insegna, l'incollaggio, Protorum oggi siamo andati avanti, progettazioni varie che non avete visto. Quindi per oggi è tutto da me. Salute! Ciurma, buongiorno. Mancano 30 giorni, 17 ore, 49 minuti e 27 secondi all'inizio della fiera. Questo qui è il punto della situazione. Nello scorso episodio abbiamo incollato la prima parte della gamba del piano in rovere e finito di tagliare l'insegna. L'obiettivo della giornata è incollare anche le altre parti che andrà a costituire il ripiano del tavolo che dobbiamo andare a realizzare. Quindi senza perdere troppo tempo cominciamo a rimuovere i morsetti, a preparare gli altri tavoli. Ma prima apriamo dei pacchetti. Ok, i pacchettini che mi sono arrivati sono di robette che ho comprato per finire di fare questi lavori e non mi ricordo neanche nello specifico. Ah, questo qua è un aggeggino che mi ha consigliato uno di voi su Instagram, chiama Spring Balancer. Ok, questo qua in teoria mi ha detto ma usa questo per attaccare il tubo di aspirazione della combinata perché tiene il contrappeso, può essere una roba. Questo qua, ah sì, praticamente è da 1,5 kg a 3 kg come potenza. Tu questo lo attacchi al soffitto o qualcosa, praticamente ti tiene in base a quanto mollo lo vuoi fare. Fico, ti tiene le robe sempre alla stessa altezza, ok? Penso che questo qua sia utilizzato principalmente nelle aziende quando hanno quegli attrezzi tenuti con la cordina e fanno tron 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 e poi mollano e torna su. Molto figo, ve lo lascio in descrizione perché costa tipo poco più di 10 euro e mi sembra una roba molto molto carina. Forse lo installiamo oggi, forse lo installiamo un'altra volta. Altra cosa che mi è arrivata, ah vabbè, schedine di memoria. Queste qua invece sono degli altri componenti sempre per modificare le stampanti e questo qua è un kit di ugelli, sono quelli un po' particolari con i 3 forellini, vi faccio vedere l'immagine adesso di cos'è. Ne parleremo nel video dedicato delle modifiche delle stampanti. Mentre ultima cosa qua dentro, che è quella che è la più importante perché ci servirà oggi, ho preso la lama nuova per fresatrice a lamelle. Come avete visto nello scorso episodio, per incollare questa qua ho fatto una fumara incredibile, senza ombra di dubbio c'era da comprarla. Arrivati a questo punto ho segnato di nuovo qua tutte l'andatura delle venature. Qua abbiamo un bel nodo, infatti è la tavola che terrò all'esterno proprio perché andrò a tagliarla perché sono in più, ma il problema principale è in questa tavola qua che rimanendo ferma si è mossa, si è un po' twistata, ok, ma come vedete lì è più bassa, qui è più bassa, mentre se andiamo qua qui si alza, ok, per poi tornare qua in fondo ad abbassarsi. Ok, qua abbiamo tutto sto punto qua. Quindi questo è un problema bello grande. Quindi le opzioni a mio avviso sono due: piallare quella tavola lì in modo da farla tornare dritta, ma non penso di voler optare per questa opzione perché andiamo ancora a togliere spessore. L'altra cosa è che ho dei pezzettini di scarto lì che potrebbero andare bene, quindi quella tavola lì la elimino, nel senso non è che vada eliminata, non verrà utilizzata e utilizzo un'altra tavola. Però non ho voglia di fare chissà che grandi storie. Niente, quindi adesso devo capire se incollarne 3 e basta e poi passare a quella o fare quelle e incollarle tutte e 4. Bel casotto questo.
ce la faccio, Dani, non ridere quando monti questa. Ok, per risolvere questo problema della tavola imbarcata ci sono varie soluzioni. La prima di quella è piallarla per riportarla piana, ma andrei a perdere un po' di ciccia nello spessore, visto che la gamba che è stata incollata nello scorso episodio è già perfetta così. Le altre 3 tavole da unire sono precise, non voglio optare per questa scelta. Quella che ho scelto invece è stata prendere altre 2 tavole, sezionarle come mi avete appena visto, e adesso andiamo a piallarle di nuovo filo spessore, mettiamo lì, selezioniamo, facciamo e incolliamo tutto. Ok, allora tavole preparate, le abbiamo messe in questo ordine seguendo queste numerature. Ora, come vedete, Gabio sta andando a mettere dello scotch qua perché le tavole non sono perfettamente dritte e non toccano. Vuoi la mia poca praticità magari nel piallare a filo con tavole così grosse, non sono riuscito a fare una roba impeccabile. La soluzione che andiamo a fare, che può essere un trick da utilizzare anche per voi nel caso in cui vi troviate in una situazione analoga e non avete i mezzi o l'esperienza per risolvere, in sostanza andiamo a mettere dello scotch per poi andare a incollare con la colla calda un pezzettino di legno in modo che le tenga attaccate. Andiamo a passarlo sulla combinata con lo spessore della lama, andiamo a creare esattamente 2 linee parallele lungo la costa. Tutto questo ve lo dico con certezza perché lo abbiamo fatto anche nello scorso episodio per fare la gamba del tavolo ed ha funzionato incredibilmente bene. Come vedete qua non ci sono gap, quindi facciamo questa cosa e dopo incolliamo. Raga, non ci credo, è appena arrivato un pacchettino incredibile. Vi faccio vedere perché è proprio quello che ci mancava. Ce l'ho qua, ma non si vede niente. Consumabili, raga, qua all'interno ci è arrivato. Abbiamo 2 scatole. LG ha visto i nostri video e ha detto aspetta che vi aiuto io con i filamenti che vi mancano. Quindi adesso, raga, abbiamo questi 20 kg di filamento PLA nero che ci servono per fare i tappi e i culi delle lattine. Questa cosa qua è stratosferica. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Torniamo al lavoro adesso però perché adesso cantami il jingle della pubblicità di Amazon. Ok, non è stato semplice, non è stato neanche troppo veloce, ma il risultato, porca troia se c'è. Tavole completamente precise, senza gap, senza rotture di palle. Ne abbiamo tolta un'altra perché per fortuna era abbastanza grande e avevamo il dubbio se adesso dopo averle tagliate arrivava a 60. Raga, 61. C'è margine, c'è margine. Ora le prepariamo, sempre biscottini e via che si incolla, mega time lapse. Ottimo, soluzione andata alla perfezione. Le tavole sono incollate, sono stracontento di com'è venuta. Sono distrutto anche oggi per tutto sto sistemamento, rifila, fai briga, però è un ottimo modo per sicuramente ovviare a quel problema lì. In alternativa vi basterebbe avere una sega da fondamento con un binario abbastanza lungo da farlo in una passata e ovviamente la sega abbastanza profonda da tagliare tutto. Se avete queste attrezzature siete a cavallo, oppure bisogna essere più bravi di me. Detto questo, la giornata è finita, ci vediamo. La devi piantare, basta! Con tutto, brucio tutto!